Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con un triste anniversario, quello di un anno di Covid in Friuli Venezia Giulia. Era il 29 febbraio di un anno fa, infatti, quando c'è stato il primo caso nella nostra regione. Era l'inizio di un incubo dal quale ancora oggi stiamo cercando di risvegliarci. In Friuli Venezia Giulia iniziava esattamente un anno fa, era il 29 febbraio del 2020 quando veniva individuato a Gorizia il primo residente nella nostra regione colpito dal coronavirus, un 50enne goriziano che l'aveva contratto all'ospedale di Treviso durante la visita a un parente. Il giorno dopo, il 1° marzo, i contagi erano saliti a 4, 1 a Trieste e 3 a Udine e venivano individuati i primi focolai a Remanzacco, ad esempio. La moglie di un assessore comunale intervenuta giorni prima a un convegno di agronomia contagiava il marito e a cascata mezza giunta, così anche a Trieste per altri partecipanti al convegno. Insomma, il virus comincia a diffondersi nelle case, negli uffici e nelle fabbriche e il 3 marzo entra in Consiglio regionale con il primo positivo Igor Gabrovec della minoranza slovena. Il 7 marzo la prima vittima con Covid alla Casa Serena di Trieste e iniziano le prime chiusure, quella degli impianti sciistici, il 9 marzo per poi arrivare alle decisioni del governo centrale che istituisce i lockdown e iniziano i 70 giorni del confinamento previsti dalla fase 1 della lotta al coronavirus. Un anno fa, il 29 febbraio, non lo sapevamo ancora quanto quella polmonite che si era verificata in una città della Cina centrale avrebbe sconvolto le nostre vite. Era appena arrivata la notizia che il lunedì successivo gli alunni sarebbero tornati a scuola, lo aveva deciso la regione, poi il paziente zero e quella tragica escalation che ci ha portato fino ad oggi. E ora una ricca pagina di cronaca. Tragedia intorno alle 19 di ieri a Gradisca di Isonzo, nel tratto compreso tra Gradisca e Peteano di Sagrado, lungo la pista ciclabile che costeggia l'argine del fiume Isonzo. Un uomo di 54 anni di Farra di Isonzo che stava facendo un giro in bicicletta è stato colto da un malore ed è morto. Rovinato al suolo, è stato soccorso dai passanti che hanno chiamato il 112. Inutili purtroppo per lui gli interventi tempestivi prestati dal personale inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Il medico legale non ha potuto far altro se non constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti in automedica i vigili del fuoco del comando di Gorizia e i carabinieri di Gradisca di Isonzo. Altro grave incidente stradale, sempre alle 19 di ieri sera a Udine in via Marco Volpe, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Udine, intervenuti per rilievi e viabilità. Il conducente di una motocicletta BMW ha perso il controllo della due ruote mentre stava viaggiando in direzione di piazzale Cavedalis ed è rovinato sull'asfalto riportando ferite gravissime. È soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza e di un'automedica, è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine. È in pericolo di vita sul posto anche i vigili del fuoco del comando di via Popone. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Incidente stradale poco prima delle 18:30 di ieri lungo la tangenziale sud all'altezza dell'uscita della zona industriale Ziuzau dal Bennett verso il casello dell'autostrada in località Cargnacco. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate 2 vetture e un uomo è rimasto ferito in maniera seria. È stato trasportato in codice giallo, grave ma non in pericolo di vita, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto sono intervenuti in ambulanza e un'automedica inviati dalla centrale Sores di Palmanova, ma anche i vigili del fuoco del comando centrale di via Popone per la messa in sicurezza dei mezzi e a fattivo supporto del personale sanitario. Altro incidente stradale stavolta a Opicina intorno a 00:30 di oggi in via del Sabotino all'angolo con via Carsia. Una vettura per cause da accertare si è capottata e sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina per mettere in sicurezza il mezzo e l'area. La conducente è rimasta fortunatamente illesa ed è uscita dal mezzo da sola. Perde l'orientamento e imbocca il raccordo contromano, bloccato in tempo, aveva un tasso quasi 4 volte il consentito. È successo ieri sera intorno alle 20 quando la pattuglia dei carabinieri di Basovizza, impegnata in un posto di controllo a Fernetti, ha visto un'utilitaria di colore rosso imboccare il raccordo a 4 contromano. I militari sono partiti immediatamente a lampeggianti e sirene spiegate prima che la manovra potesse provocare un incidente dagli esiti fatali. Sono riusciti a bloccarlo e a segnalare la sua presenza ai veicoli che stavano sopraggiungendo per
per recarsi in Slovenia. A bordo dell'utilitaria un triestino di 39 anni piuttosto smarrito. Sottoposto alla prova etilometrica gli è stato riscontrato un tasso alcolico quasi 4 volte il limite consentito. I carabinieri di Basovizza hanno provveduto all'immediato ritiro della patente e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. Un accordo tra tutti i sindaci oppure lo sforzo per trovare una composizione dei vertici del nuovo ente fuori dalle logiche della polizia locale. La rete Cumò Carnici Uniti per la Montagna propone una soluzione diversa per uscire dallo stallo che si è generato sulla scelta del presidente della comunità di montagna della Carnia. Ci preoccupa la situazione di stallo sull'elezione del presidente della comunità di montagna. Interviene così sulla questione la rete Cumò Carnici Uniti per la Montagna, appena creata. In una fase storica favorevole come questa, per la montagna con gli occhi puntati sulle aree periferiche del paese, con una concertazione aperta con la Regione per le opere strategiche del territorio, con la discussione in atto sul Next Generation EU e con la programmazione europea 2021-2027 in definizione, non possiamo permetterci di rimanere impaludati sulle ambizioni personali con continui tira e molla da parte di tutti i sindaci e le sindache coinvolti. Le soluzioni che la rete Cumò intravede sono due: un accordo tra tutti i sindaci con ancora una volta una spartizione di posti senza una linea e un'idea comune, cosa sperimentata negli ultimi anni, oppure, e qui la proposta, lo sforzo per trovare una composizione di vertici del nuovo ente che sappia porre lo sguardo fuori dalle strette logiche della solita politica locale, con un presidente e un comitato esecutivo eletti non per forza tra i sindaci che possano portare una visione aperta e uno slancio nuovo a questo territorio. Noi propendiamo per la seconda, scrivono in una nota. Non è una bocciatura dei nostri sindaci, di cui riconosciamo il grande impegno profuso, bensì un'opportunità offerta dallo statuto che abbiamo approvato e che va colta, tanto più se non riusciamo a venirne a capo altrimenti. Pensiamo che sia l'occasione per un atto di coraggio e per provare a scompaginare davvero le carte e dare una direzione forte alla nostra Carnia, puntando sul rinnovamento e sul cambio di prospettiva. La sede permanente dei Vigili del Fuoco di Latisana è diventata realtà. A renderlo noto sono il segretario regionale Conapo FVG Damian Nacini assieme al segretario provinciale Conapo di Udine Giorgio De Gregori. Dal 1° marzo sarà operativo il distaccamento di Latisana, fanno sapere, sottolineando che il Conapo ha sempre sostenuto l'apertura di questa sede permanente, ribadendo come Latisana si trovi in un punto cruciale dove è necessaria la presenza di una struttura di Vigili del Fuoco permanenti, anche in considerazione della costruzione della terza corsia sulla A4. Che ha visto incrementare il traffico sia di mezzi pesanti che di autoveicoli. La vicinanza della sede a Lignano permette inoltre al distaccamento di Latisana di accorciare i tempi di soccorso in una zona che d'estate raggiunge un aumento di popolazione considerevole. Qualche inevitabile disagio per il cantiere di via San Daniele a San Vito di Fagagna, dove il CAF sta realizzando le nuove condotte idriche e posando la nuova condotta fognaria. Il sindaco Michele Fabbro si scusa con i cittadini spiegando perché le opere hanno subito dei ritardi rispetto ai tempi fissati nell'originaria tabella di marcia. Questo è un cantiere del CAF che attraversa il centro del paese, quindi via San Daniele, ha una lunghezza di circa 400 metri. I lavori riguardano il rifacimento della condotta fognaria e il rifacimento della linea dell'acquedotto. È un lavoro importante perché parliamo di infrastrutture che sono state realizzate negli anni 50, però negli ultimi anni si sono determinati alcuni problemi, perciò abbiamo lavorato assieme al CAF per poter inserire quest'opera nella pianificazione dei lavori del CAF stesso e l'anno scorso, il mese di luglio, sono iniziati appunto i lavori che hanno trovato alcuni ostacoli perché nell'esecuzione degli stessi si sono verificate delle interferenze con infrastrutture esistenti e difficilmente identificabili, perché appunto parliamo di opere fatte oltre 50 anni fa, e ci sono state delle interferenze e delle rotture che hanno creato delle complicazioni nell'esecuzione dei lavori e un allungamento purtroppo ahimè dei tempi. Comunque le opere ormai sono in fase conclusiva, mancano alcuni allacciamenti della rete idrica e poi un piccolo periodo di attesa per l'assestamento diciamo così, delle opere di riporto, e poi verrà rifatta anche l'asfaltatura e il manto stradale. Siamo arrivati alla pagina sportiva che apriamo con l'Udinese. Senza la pressione della classifica, ma con gli uomini contati, Gotti arriva al confronto con la Fiorentina con un gruppo comunque carico.
cerchiamo di prepararci a sfruttare il meglio di noi stessi e ad essere quelli della parte migliore. Dentro la nostra testa c'è sempre la prospettiva del miglioriamo, ma adesso risolviamo un problema, risolviamo un altro problema, ma miglioriamo e poi fatalmente questo campionato, non so se per tutti, di sicuro per noi, è un susseguirsi di eventi, di defezioni, di piccoli grandi infortuni che ci tolgono giocatori, che rallentano il loro avvicinarsi alla miglior condizione e di fatto l'Udinese quest'anno non è riuscita ad avere, ma neanche ad avvicinarsi alle potenzialità della rosa messa a disposizione. Per tutte queste cose che si susseguono anche questa settimana, insomma, sono successe delle cose veramente difficili da prevedere, che fanno in modo che domani saremo in pochi. Saremo in pochi, ma io sono convinto che gli 11 che partono dall'inizio e anche gli 11 che poi si troveranno ad entrare durante la partita siano più che adeguati al compito che ci aspetta, e voglio pensarla come lei, e cioè è un'opportunità per alcuni giocatori che hanno avuto meno possibilità, meno minuti in campo, non è un problema, si chiama opportunità. E per il basket in campo questa sera la Web Gesteco Cividale che affronta l'Unione Basket Padova nel confronto valido per la 13ª giornata del girone C1. Sentiamo le parole di coach Pillastrini prima della gara. Ovviamente il morale è buono, purtroppo sono le condizioni fisiche che non sono buone perché abbiamo veramente tanti problemi, tanti giocatori fermi. Per fortuna oggi abbiamo fatto i tamponi e non abbiamo problemi di Covid, però l'influenza dicevano che fosse una cosa che quest'anno col Covid era sparita, invece noi siamo stati colpiti da questo, in più qualche acciacco e per la prima volta quest'anno abbiamo avuto una settimana davvero difficile, quindi la partita nasconde 1000 insidie, la squadra è teoricamente in un buon momento perché veniamo da buone partite, ma in realtà dobbiamo essere molto attenti perché è una partita che nasconde, come ho già detto, veramente diverse problematiche. Vi ricordo che potrete vedere la partita della Gesteco questa sera alle 22 su Telefriuli. Per ora è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento all'edizione di questa sera. Buon pomeriggio.